Il Covid è in fase calante. L'epidemia in Veneto sta frenando con un dimezzamento degli ingressi quotidiani in terapia intensiva. Certo, oggi il tracciamento dei contatti è un meccanismo che dopo essere andato su di giri è saltato. La crescita esponenziale e incontrollabile dei contagi delle scorse settimane impone un cambio di strategia. Va riformulata un'altra strategia che si dovrà concentrare sempre di più sul tema dell'ospedalizzazione. La novità oggi è, per chi è positivo o ha avuto contatti con positivi, il via libera ai tamponi di fine isolamento anche in farmacia o dal medico di base. I tamponi di fine quarantena si possono già fare in farmacia per i contatti scolastici e la fine quarantena. Oggi cosa si aggiunge? Il fine isolamento che si può fare medico di base, pediatra di libera scelta, ma ci interessa sottolineare farmacie per il network che hanno dimostrato di essere. Farmacie fanno oltre 60.000 tamponi al giorno.